Venezia, città urbana e industriale, Mestre, i luoghi più belli. Saranno questi i temi del concorso che torna a fare di Mestre un luogo di grande cultura. Con una tecnica vasariana, l'amministrazione comunale punta a svelare la magia dell'arte dietro a un quadro di attenzione alla cultura che a Mestre è ormai rimasto sotto la tela. Noi vorremmo riprendere questa tradizione del premio Mestre di pittura che aveva riscosso molto successo, per dare alla città di Mestre un'opportunità, una palestra per i giovani artisti, giovani e meno giovani, ma l'arte è sempre di giovani, di potersi confrontare. Gli eventi culturali, sia per quanto riguarda la produzione che per quanto riguarda l'associazione, coinvolgeranno in modo trasversale tutte le generazioni di cittadini della nostra città. Premio Mestre di Pittura 2017, un nome evocativo e 4 sezioni per le espressioni artistiche, quella dedicata agli studenti delle scuole superiori, un acquerello all'aperto sui luoghi più belli, poi il concorso vero e proprio e quindi l'esposizione, in memoria di grandi artisti del passato come Candiani. Poi ci sono moltissimi altri autori che poi hanno fatto la pittura del nostro tempo e quindi noi vogliamo proprio rivalorizzare queste grandissime risorse umane che hanno anche dei potenziali artistici non indifferenti.